Va ora in onda Auto da Fè, un mondo senza testa, una testa senza mondo, un mondo in testa. On est parti samedi dans une grosse voiture, faire tous ensemble comme pique-nique dans la nature. En emportant des paniers, des bouteilles, des paquets et la radio. Jean-Pierre? Buongiorno a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori. Buongiorno a Fabrizio Pezzani, professore di economia, professore emerito dell'Università Bocconi. Grazie professore, buona giornata a te, ben trovato e grazie per essere qui come sempre tutti i venerdì alle 10:30. Quest'oggi, professore, partiamo da una questione della quale ti sei occupato per tutta la carriera, ma hai recuperato un passaggio di un discorso estremamente interessante che fece a suo tempo, nel 2012, ai seminaristi romani, il pontefice Benedetto XVI, che ha molto a che fare, dicevo, anche con le riflessioni che tu hai proposto dal tuo punto di vista, da accademico, da economista, nel corso degli anni della tua esperienza. Io direi, possiamo sentire questo breve estratto da questo lungo intervento che il Papa fece, che parla però di due questioni che sono rimaste di perenne attualità, non solo nella tua riflessione, ma anche più modestamente in questa rubrica alla quale partecipi qui alla nostra radio. Quindi direi sentiamoci questi 2 minuti, 3 minuti di argomentazione di Benedetto XVI che ci fornisce uno spunto. Anche in questo caso l'altra volta abbiamo parlato dell'enciclica del Papa Magnifica Humanitas di Leone XIV, il Papa attuale, ci fornisce uno spunto di riflessione estremamente laico, perché quello che ci interessa è tradurre gli spunti utili per una riflessione appunto laica che riguardi anche il nostro assetto statale, pubblico, comunicativo, mediatico. Quindi sentiamo le parole del Papa e poi ti lascio subito la parola perché, come si renderanno conto anche gli ascoltatori, qui ci sono diversi, molteplici spunti di riflessione. Non conformatevi a questo mondo che sta nei poteri del male, e vediamo questo potere del male oggi per esempio in due grandi poteri che di per sé sono utili e buoni ma facilmente abusabili: potere della finanza, potere dei media. Ambedue necessari, possono essere utili, ma talmente abusabili che spesso diventano il contrario delle loro intenzioni vere. Mondo della finanza vediamo come può dominare sull'uomo, che l'avere e l'apparire dominano il mondo e lo schiavizzano. Mondo delle finanze che non si tratta più di uno strumento per favorire il benessere, per favorire la vita dell'uomo, ma diventa un potere che lo opprime, che va quasi adorato il mammone, la vera divinità falsa che domina il mondo. Non sottomettiamoci a questo, ma usiamo come mezzo, ma con la libertà dei figli di Dio. E l'altro, il potere dell'opinione pubblica. Certamente abbiamo bisogno di informazione, di conoscenza delle realtà del mondo, ma può essere poi un potere dell'apparenza. Alla fine conto quanto è detto più che la realtà stessa. Una apparenza si sovrappone sopra la realtà stessa, diventa più importante e l'uomo non segue più la verità del suo essere, ma vuole soprattutto apparire, essere conforme a queste realtà. Non vogliamo sempre essere conformati e lodati, vogliamo non l'apparenza ma la verità, e questo ci dà libertà, e la libertà vera cristiana, liberarsi da questa necessità di piacere, di parlare come la massa pensa che dovrebbe essere. Non conformatevi a questo era l'intervento, l'estratto da un intervento del Papa Benedetto XVI 2012 ai seminaristi romani. Allora, sono due questioni strettamente collegate, mi viene da dire, finanza, media e il racconto dell'apparenza piuttosto che della realtà, perché non di rado il mondo della finanza si nutre di narrazioni che poco hanno a che fare con la realtà, con l'economia reale, ma hanno molto a che fare con il racconto di cose che si sovrappongono alla realtà, che non sono vere, per usare il concetto del Papa, la verità, che poi conduce alla libertà. Se non sono vere non puoi andare alla libertà. Comunque il racconto di cose non vere per fini di speculazione e di potere che opprime l'uomo. Allora, ho detto fin troppo, ti lascio subito la parola, professore. Allora, il discorso, come hai precisato, di Benedetto XVI
avviene nel 2012. È importante questo passaggio perché poi Benedetto XVI si è dimesso l'11 di febbraio del 2013, cioè un anno dopo. L'11 di febbraio è la ricorrenza dell'apparizione della Madonna di Lourdes, che è una ricorrenza molto sentita dalla Chiesa, quindi non è casuale che Benedetto XVI abbia scelto per dimettersi l'11 di febbraio. In realtà Benedetto XVI è stato forzato a dimettersi e questo sostanzialmente ha pagato un anno dopo quello che lui aveva detto sulla finanza e sui media. Io sono stato membro del comitato scientifico della Fondazione Centesimus Annus Pro Pontifice, costituita da Paolo, dal Papa precedente, Giovanni Paolo II, venne istituita questa fondazione, per cui io mi trovavo frequentemente in Vaticano e la settimana prima dell'11 settembre, che era un lunedì, io ero in Vaticano mercoledì e giovedì mi sono trovato nella necessità di dover ricorrere al bancomat per prelevare una determinata somma in contanti. Il problema è sorto perché io, nonostante all'interno del Vaticano ci siano dei bancomat, nonostante io cambiassi le carte di credito, la risposta dei bancomat era sempre operazione non fattibile, operazione non fattibile. E questo mi ha preoccupato perché ho pensato che mi avessero clonato le carte di credito. Per cui io sono uscito dal Vaticano, dalla porta di Sant'Anna, e lì nell'immediatezza c'era un bancomat normale al quale mi sono accostato e ho tranquillamente prelevato i contanti di cui io necessitavo. Ora, sono rimasto molto perplesso perché ho detto, ma che strano che in Vaticano non si riesca a ottenere del contante, come se tutte le operazioni finanziarie fossero bloccate. Questa domanda mi è rimasta in sospeso sino a quando ho saputo che la settimana prima delle dimissioni di Benedetto XVI la Chiesa era stata estromessa dal sistema finanziario SWIFT e quindi non poteva fare nessuna operazione finanziaria in entrata né in uscita. Che cosa è successo poi? È successo che l'11 settembre, l'11 febbraio, lunedì, Benedetto XVI si è dimesso alle ore 14 e alle 14:30 il Vaticano è stato riammesso al sistema SWIFT e ha cominciato a lavorare normalmente dopo una interruzione forzata. Ora, ognuno la può pensare come vuole, ma la coincidenza, avendo io personalmente sperimentato la situazione, perché ero in Vaticano, mi ha fatto pensare che ci fosse stata un'azione di forza nei confronti di Benedetto XVI per spingerlo a un atto, fra virgolette, irrituale, le dimissioni. Cioè, le dimissioni era la prima volta dopo Celestino V che il Papa faceva delle dimissioni. Insomma, e questo è un fatto non chiamiamolo ricatto, ma una forte pressione, sì. Ma evidentemente sì, questo fa parte della finanza ed è quello che diceva Benedetto XVI nella sua enunciazione, quando con le mani addirittura accennava a una cupola, no? Identificava il potere della finanza come una cupola. Noi l'abbiamo ripetuto più volte in questa trasmissione, e cioè la finanza, così come è destituita di ogni fondamento scientifico. Cioè non esiste la finanza razionale, quindi esiste invece un'operazione manipolativa dell'accademia, della finanza e della politica per distorcere in modo colpevole e doloso la verità. Diciamo, le basi della finanza che nasce si crea nel 71, quando Nixon dichiara lo sganciamento del dollaro dall'oro,
e si può creare la stampa della carta moneta infinita. Ricordiamo che il vincolo a Bretton Woods era di poter stampare dollari solo in base a una determinata quantità di oro, che era un'uncia. Si potevano stampare 36 dollari ogni uncia d'oro, adesso un'uncia d'oro vale 5.000 dollari. Separando completamente il vincolo della carta moneta da una quantità reale, si è creata una realtà infinita che può essere prodotta all'infinito, non ha nessun metro di misura. E questo è avvenuto nel 71, ma è stato, fra virgolette, legittimato dopo la caduta del muro di Berlino nell'89 e nel 90 è stato assegnato il primo premio Nobel alla finanza a Markowitz, con la motivazione degli studi pionieristici nell'ambito della finanza. Per me il Nobel più evidente della manipolazione è quello del 94 a Lucas, a cui viene assegnato il premio Nobel che sostiene che i mercati finanziari sono razionali e non sbagliano mai nell'allocazione della ricchezza, perché a parità di informazioni gli operatori decidono allo stesso modo. Ora, l'economia è una scienza sociale, non è una scienza razionale, non è una scienza esatta. Noi vediamo ogni singolo giorno che i valori vanno su, giù, vanno su, vanno giù. Non esiste una economia razionale, esiste un'economia sociale. Quindi quando poi dicono a parità di informazioni, non esiste, perché la parità di informazioni è una concorrenza perfetta, la concorrenza perfetta non esiste. Gli operatori decidono allo stesso modo, tu cancelli il libero arbitrio. Cioè questa Nobel è di un'evidenza lampante, macroscopico, per affermare la dolosità della finanza, e in 23 anni di assegnazione, scusate, in 30 anni, in 30 anni di assegnazione dei Nobel, il 90% è stato assegnato agli americani e prevalentemente è stato assegnato a matematici, a fisici quantistici, ad astrofisici, a tutto ciò che comunque non ha nulla a che fare con l'economia. L'economia oggi non la studia più nessuno, si studia la finanza, ma la finanza è una cosa diventata a sé stante. Che cosa è successo? Che la finanza ha creato un potere estremamente forte concentrato nelle mani di pochissimi, i quali si configurano, come si dice, insomma, no? Una sorta di senato virtuale che sta sopra i paesi, sopra i governi, e ne determina le decisioni, i comportamenti e li minaccia. Noi siamo stati attaccati nel 91 dalla finanza, siamo stati attaccati nel 2011, basta poco perché la finanza ti metta una garrotta al collo. Quindi questo aspetto è estremamente importante, e quindi oggi la finanza governa gli stati. Questa è la principale differenza fra Cina e Russia, fra Cina e Stati Uniti, è questa, che negli Stati Uniti la finanza controlla e condiziona il governo. Nella Cina il governo determina le sorti della finanza. Quindi la Cina non accetterà mai che la finanza americana e quello che rappresenta possono entrare nel mondo finanziario professore, cinese. Due domande mi vengono da porti. Allora, la prima, cioè mi viene da porti due domande. La prima, cosa è cambiato rispetto, secondo te, ai tempi in cui Papa Benedetto XVI fece questo discorso, cioè 2012-2026? Secondo punto, la Cina, uno potrebbe obiettarti, è un governo autoritario, totalitario, onnipervasivo, che controlla tendenzialmente qualsiasi aspetto della vita del suddito più che del cittadino, e che reprime la libertà. Abbiamo visto in occasione anche recentemente delle manifestazioni per ricordare Piazza Tiananmen. Tutto vietato. Ecco, l'alternativa allora al potere sovraumano e disumanizzante della finanza, che è altrettanto totalitario per certi versi, ma forse incide meno nella libertà quotidiana dei cittadini, cos'è? Il governo totalitario cinese? No, il governo totalitario cinese non ha nulla
non ha nulla di diverso. O meglio, faccio una terza domanda allora. È possibile una finanza ricondotta a termini umani e quindi reali e di servizio all'economia, come diceva, per usare le parole del Papa, che poi sono del tutto applicabili all'ambito laico, lo ripeto? È possibile questo o dobbiamo aspettarci che soltanto in uno Stato totalitario la finanza venga sottoposta al controllo? È bene chiarire anche questo equivoco. Per me lo Stato totalitario della Cina è da condannare, così come è da condannare lo Stato totalitario della finanza negli Stati Uniti. Non esiste democrazia negli Stati Uniti, esiste una autocrazia. Cioè non esiste ma che cavolo di democrazia esiste negli Stati Uniti? Abbiamo un presidente e un governo della finanza che determinano quello che si vuole, quindi abbiamo un potere, fra virgolette, della finanza che si esercita sui paesi e noi lo subiamo, anche noi come Italia, come Europa, noi subiamo il potere della finanza, abbiamo paura di dire qualcosa, i giornali hanno paura di dire qualcosa sulla finanza, nessuno dice queste cose qua, nessuno dice che la finanza è un'operazione dolosa alle spalle della gente. Dal 2012 a oggi non è cambiato nulla, è cambiata semplicemente il fatto che è più evidente oggi che il mondo occidentale è governato da una finanza che a sua volta è governata da un senato virtuale. Mentre in Cina abbiamo un governo totalitario, io non vedo una grande diversità fra un governo americano in cui la finanza determina le sorti del paese. Non dimentichiamo che la ricchezza degli Stati Uniti, l'1% della ricchezza degli Stati Uniti è in mano a pochissimi e il 80% non ha pochi in mano, abbiamo 40 milioni di poveri, cioè queste verità non vengono dette e si continua a esorcizzare il tema del governo totalitario della Cina e non si evidenzia con chiarezza il governo totalitario della finanza. A me non piace nessuno dei due, evidentemente. Non posso vivere in un mondo governato da un sistema politico che determina le mie idee, così non posso vivere in un paese dove se dico la verità vengo penalizzato. Ed è questo quello che dice Benedetto XVI sui media. Cioè i media costruiscono una finta verità e anche lì Benedetto XVI ha usato le mani indicando una forma di cupola per cui i media costruiscono una verità che a loro fa comodo, ma non la verità vera, per cui la gente non è informata sui fatti e non è volutamente informata perché la devi tenere assopita prima che manifesti processi decisionali contrari al mainstream. Questo è il discorso. Noi non abbiamo una democrazia effettiva, abbiamo una situazione. Qui mi viene da osservare, professore, che quelle discussioni che ci sono state in Europa nel corso del secondo dopoguerra, dopo la seconda guerra mondiale, erano proprio tese, e qui richiamo però anche la dottrina sociale della Chiesa, no? Per rimanere in ambito, la dottrina sociale della Chiesa non tanto dal punto di vista teologico, quanto dal punto di vista della riflessione economico-sociale e quindi come un possibile contributo alla riflessione di tutti, credenti e non credenti. La dottrina sociale della Chiesa, ma anche, se non sbaglio, la stessa elaborazione teorica nella Germania del dopoguerra, no? Con Wilhelm Röpke e altri pensatori economisti, erano tutte tese a trovare una terza via tra il socialismo, che non è la terza via di Blair, ovviamente, era la terza via, diciamo, che si ispirava al concetto europeo del piccolo e bello, del no agli oligopoli e del tentare di trovare una via alternativa tanto al capitalismo più sfrenato quanto al socialismo e al comunismo. Questa terza via, che poteva essere feconda, è stata coltivata per pochi anni nella mente di pochi pensatori, forse incarnata nei primi anni del governo della Germania del secondo dopoguerra, ma poi è finita là. Non ha più prodotto frutti fecondi, no? Hai perfettamente ragione. È quella che sta cercando di promuovere Leone XIV con Humanitas Humana, no? Dove parla della dottrina sociale della Chiesa. Vorrei ricordare che i padri costituenti
che furono alla base della Costituzione italiana, ben 8 di questi hanno un processo di beatificazione. Questo per dire il livello di sentimento spirituale che quelli avevano, e avevano molto chiaro il concetto di bene comune, che è stato completamente disatteso oggi, ed è il Papa Leone XIV che richiama nella sua enciclica la necessità di ritornare al bene comune in un contesto culturale dove il liberismo sfrenato, il neoliberismo sfrenato, ha affermato una cultura volta alla proprietà personale, alla ricchezza personale a costo di commettere atti illeciti e alla diciamo una propensione molto forte a una cultura di tipo profondamente materialista. Quindi c'è stato un processo progressivo di desacralizzazione dell'Europa e dell'Italia, un processo che ha fatto venire meno i principi cristiani su cui è stata fondata l'Europa. Il modello culturale neoliberista ha operato per cancellare la verità cristiana, perché la verità cristiana dell'economia sociale è un nemico. Quindi tu non puoi vivere con una economia sociale in presenza di un totalitarismo, fra virgolette, politico, o di un totalitarismo di tipo finanziario. Questa è la realtà. Ritornare indietro è molto difficile perché bisognerebbe, diciamo, mettere la museruola alla finanza. Ma chi è che mette la museruola alla finanza? Faccio solo una breve considerazione. La dipendenza assoluta dell'Europa rispetto a questo stato di cose. Noi abbiamo 3 agenzie di reti. Voglio che la gente sappia che tutte le operazioni finanziarie sono fatte puramente sulla carta di speculazione. Nel 2011, quando venne fatto saltare il governo Berlusconi, in 2 mesi l'attacco finanziario al paese ha fatto scardinare il sistema, che andava bene perché il PIL andava bene, il debito pubblico non andava male, il rating era buono. È stato sufficiente 1 mese di attacco ai titoli di Stato italiano per venderli allo scoperto e mandare il paese in default, salvo poi riportarlo su quando è caduto il Berlusconi. È stato come Benedetto XVI, colpisci e poi dopo, cioè tosi la pecora e poi la porti avanti. Allora è evidente che il concetto di economia sociale è fondamentale. Noi abbiamo avuto questo processo di desacralizzazione, no? Ed è importante perché fa parte di un modello culturale di tipo, come ho detto, profondamente materialista. La storia si ripete sempre e tutte le volte che una civiltà finisce o collassa è caratterizzata da 2000 anni a questa parte da una grande intensità di guerre e da una situazione, come scriveva Vico, la storia si ripete perché arrivi a un punto, come Vico diceva, al tempo dei barbari. C'è il tempo degli dei, il tempo degli eroi e il tempo dei barbari. Il tempo dei barbari viene descritto da Vico nel 1717 esattamente come noi potremmo descrivere la situazione oggi del nostro paese e del mondo occidentale, cioè una pulsione forte verso l'interesse personale di tipo materialista, occupare tutto. Ecco, Questo professore, questa discussione mi sta stimolando molto perché a suo tempo io feci la tesi di laurea su questi argomenti della terza via, dell'alternativa tra capitalismo e socialismo, ma non per questo mi interessa, ma perché mi sembra che questo nodo possa ancora essere fecondo per quanto sia stato infrequentato e poco praticato in Europa nel secondo dopoguerra, con l'eccezione della stessa Repubblica Federale di Germania, il cui ministro dell'economia, forse te lo ricorderai, Ludwig Erhard, governò e fu il ministro dell'economia della Repubblica Federale Tedesca dal 49 al 63, il periodo in cui ci fu il cosiddetto miracolo economico tedesco a partire dal giugno del 1948. Per inciso ci fu anche una sorta di miracolo economico italiano, come tutti ricordiamo, in quell'epoca lì. Allora, quello che mi viene da dire è che siccome quella economia sociale di mercato diceva sostanzialmente 2 cose che oggi sembrano delle bestemmie, ma che nell'Europa potrebbero, secondo me, e nell'Italia, tu ci hai scritto anche libri su questo punto, essere molto feconde, cioè che piccolo è bello
E noi sappiamo che la nostra impresa, la nostra industria è fatta di piccole imprese, piccole industrie. Non abbiamo dei colossi, tranne poche eccezioni, e quelli pochi li abbiamo fatti finire male, tra l'altro. Però piccolo e bello, e poi appunto no ai monopoli, no agli oligopoli, vicinanza, diciamo il più possibile, delle istituzioni col territorio. Infatti la Repubblica federale tedesca è appunto federale e nelle sue articolazioni territoriali si è cercato di andare verso la vicinanza massima tra le istituzioni e i territori. Io credo che queste due input, no oligopoli, no grandi cattedrali nel deserto, no superpoteri concentrati finanziari ed economici, piccolo e bello, e il federalismo, la vicinanza con i territori, possano, tu cosa ne dici, professore, essere una risposta a questa disumanizzazione? Appunto, tu ci hai scritto su ste robe, no? Ho scritto dei libri su queste cose. Allora, il piccolo e bello, allora, noi siamo un paese che ha la fortuna di essere il capostipite e il principale rappresentante dell'artigianato. L'artigianato italiano non ha pari nel mondo. L'artigianato italiano viene ed è alla base. Se noi prendiamo qualsiasi grande impresa, che sia la Brembo della meccanica o che sia l'Armani o Prada o Versace o quelle che sono nel mondo della moda o nel mondo dei immobili, tutte questi, o addirittura Essilor Luxottica con del vecchio era un orfano, si inventò il mondo, così la Brembo, così Furizzoli, tutte queste persone sono nate come artigiani. Noi abbiamo la fortuna di avere occupati per il 92% nelle piccole e medie imprese, non nelle grandi imprese. E questo è estremamente importante, perché noi riusciamo a mantenere l'artigianato. Perché è importante? Perché l'artigiano ha una forma di cultura vicino alla famiglia, vicino al territorio, e ha una concezione più forte del bene comune di quanto non abbia la grande impresa. E anche dal punto di vista diciamo dal punto di vista scusate una telefonata, ma sì. Dal punto di vista di questa nostra trasmissione, noi che cosa possiamo dire? Che ritornare alle piccole e medie imprese è fondamentale, perché a differenza delle grandi imprese, il piccolo, di fronte a una crisi, noi abbiamo il problema, guardiamo all'Luxottica, guardiamo all'Ilva, guardiamo alle grandi imprese che collassano, lo Stato deve intervenire. Le piccole imprese non falliscono tutte allo stesso modo, quindi hanno un processo di fallimento per cui qualcuna fallisce, altre ne rimenta, e hanno un effetto meno forte sul sistema. Fuori che abbiamo abbandonato questa situazione e non abbiamo più un rapporto, la politica non è più vicina al territorio, la politica non sa più ascoltare il territorio, la politica pensa a se stessa. È un bel tema grosso questo è il problema. Professore, tu hai toccato un tema colossale in questo momento, che sono le 10:59, per cui ci rimangono 20 secondi per salutarci. Però io ti proporrei, siccome abbiamo la fortuna di poterci frequentare in pubblico, cioè radiofonicamente, di riprendere questi temi la prossima settimana, le settimane successive, perché abbiamo molti spunti di discussione. Tra gli altri, siccome tu hai citato la Magnifica Humanitas, l'enciclica di Papa Leone XIV, io ti cito quello che ha osservato un amico, una persona che conosco da tempo e che è anche stato un grandissimo manager della galassia Fiat e non solo, Riccardo Ruggeri, che scrive sulla Verità su Italia Oggi, il quale a proposito di Magnifica Humanitas ha notato come ci sia stata una presenza imbarazzante davanti al Papa in Vaticano, quella di Christopher Olah, fondatore di Anthropic, una delle società dell'intelligenza artificiale, 3 giorni dopo aver firmato accordi di forniture militari al Pentagono americano. Si è fatto bello col Papa, insomma, operazione di Vatican washing. Diamoci una ripulita andando in Vaticano, presentandoci come
quelli che hanno il volto umano nell'intelligenza artificiale, dopo aver firmato accordi con Trump per forniture militari e dopo aver festeggiato altri 3 giorni dopo un valore a Wall Street super gonfiato, a proposito di finanza, della loro Anthropic di 965 miliardi di dollari. Ma di questo parleremo perché sono le 11.01. La butto solo là, professore, ma la riprendiamo perché è un altro dei temi che tu hai affrontato. Per il momento solo grazie a te, a Fabrizio Pezzani e a chi ci ha seguito. Buona mattina a tutti. Buona mattina a tutti. Avete ascoltato